Noi abbiamo circa il 30% di bambini, il 30% dei bambini totali, 0-6 anni d'età, in quarantena. Su 1000 scuole della FISM con 2500 sezioni il 30% è fermo, il più delle volte con un solo caso di positività, ma che alla materna è sufficiente per mandare in quarantena tutta la classe. Questa è la fotografia che la FISM del Veneto ha scattato pochi giorni fa nelle scuole dell'infanzia al rientro dalle vacanze di Natale. Una situazione simile anche tra le insegnanti. Abbiamo 1 punto e mezzo percentuale in più, eravamo a circa il 4%, adesso siamo al 5,5% di insegnanti positivi rispetto al periodo precedente. Questo aggiunto ad una cronica carenza d'organico crea la tempesta perfetta che necessita di misure d'urgenza. Sto andando in deroga rispetto ai titoli. Quindi, in cattedra, utilizziamo anche personale che non ha titoli, appunto perché la situazione è eccezionale. No, abbiamo, anche delle, studentesse al, quarto, quinto anno di scienza della formazione primaria. Una situazione che si trascina ormai da 2 anni e che sta avendo ripercussioni su famiglie e bambini. Abbiamo notato ovviamente le famiglie, soprattutto alla ripresa qui dal 10 di gennaio in avanti, famiglie anche molto stressate. Si nota la poca pazienza rispetto a prima, che hanno anche nei confronti dei figli quando li accompagnano. Tutto questo poi a valle, arriva ai bambini e i bambini, si vedono i bambini da settembre, quindi 2021, con il nuovo anno scolastico, il nuovo anno educativo, diversi rispetto a prima. Ma ci sono anche altri tipi di conseguenze che stanno avvenendo a galla, soprattutto tra i più piccoli. Abbiamo riscontrato dopo 2 anni un deficit, ehm, di linguaggio nei bambini degli asili nido. La mascherina dell'educatrice non permette di vedere le labbra. Come se queste difficoltà non bastassero, ora sulle scuole si abbatte come una mannaia il caro energia con rincari tra il 50 e il 60% per gli istituti. Una media di 10-12 mila euro l'anno a scuola per quanto riguarda appunto le utenze. Avere un'impennata di 5-6 mila euro in più l'anno è evidente che, tutto questo incide molto. Questo, spiega Cecchina, avrà un peso importante nella trattativa con i sindacati per il rinnovo del contratto nazionale, anche, aggiunge, in termini economici. E tutto questo si lega anche a una dinamica inflattiva che vede ovviamente erose le capacità dei salari, le capacità appunto d'acquisto, dei salari, quindi delle famiglie e delle persone che lavorano all'interno delle nostre scuole.